la ringrazio per tutte le volte che come amministratore puntualmente è stato ospite qui da noi a Radio Amore per rispondere alle attese dei cittadini, e devo dire che nel suo mandato ha fatto pure diverse cose importanti per la nostra città. E voglio vedere appunto quello che è di bene, di buono in gioco nella nostra vita, piuttosto che cose che vanno male. Certo è un po' difficile in momenti come questi vedere queste cose, però lo dico per lei che ha speso un anno e passa della sua vita, forse due, preparazione, ha messo tutti i suoi talenti, ha dedicato tutto il suo tempo, e poi è stato molto bello vederla in carcere, vederla nelle scuole, sempre presente alle manifestazioni, l'ultima il 14 settembre, sempre presente alle manifestazioni di carattere pubblico. È stato un sindaco presente, diciamoci la verità. E poi tutte queste schermaglie, tutto quello che gira sotto e dietro la politica è un altro paio di maniche che forse lascia l'amaro in bocca. E il potere, no? Il desiderio del potere credo che sia davvero uno strumento non tanto buono. Il vescovo parla delle 3P positive, che sono la preghiera, sono l'aiuto per i poveri, e poi c'è il potere, no? Le altre P, e una di queste è proprio la P del potere. Le voglio dire solo grazie, ecco. E poi continuerà Ubaldo per fare un'analisi attenta a questo momento che sta attraversando la nostra cittadinanza, che senza dubbio non porterà bene, il commissariamento, quello che ci aspetta, i problemi grossi, senza dubbio non ci aspettano tempi migliori, perché è importante avere un referente, una persona che si fa carico e che si prende cura dei cittadini. Io la ringrazio per tutto quello che ha fatto per la città di San Cataldo, e il Signore la ricompensi abbondantemente per questa sua disponibilità. Io ringrazio lei, ringrazio Radio Amore per l'ospitalità, l'opportunità che oggi mi dà di incontrarvi e di incontrare ancora una volta i miei concittadini. Come chiamarla? Mi si chiamava già prima ed ero Franco Raimondi, sono ancora Franco Raimondi. Quindi grazie a voi e buongiorno a tutti i miei cittadini. Posso ancora dire che al di là del ruolo istituzionale che prima ricopriva, adesso lo posso dire per quell'affetto che ho sempre portato nei confronti dei sancataldesi. Sì, io cercavo di lanciare dei messaggi forti, quello di fare una buona politica. Si parlava, diceva, del P come potere, non deve essere inteso come potere, ma l'approcciarsi alla politica deve essere visto come governare una città, governare un paese, e solo con questo obiettivo si possono raggiungere dei traguardi nobili. Si parlava della mia presenza, anche quello era un segnale forte, specie in questo momento di grosse difficoltà, non solo di carattere economico, ma anche di carattere sociale, una società che si disgrega sempre di più, che non ci sono più punti di riferimento. Allora, se non ritroviamo la giusta strada, è chiaro che noi potremmo smarrirci, forse definitivamente, io spero di no. Io ho dato un grosso esempio, anche se chiaramente non porterà bene alla città e ci saranno delle difficoltà. Però tanti obiettivi sono stati raggiunti, si era sulla buona strada di raggiungerne tanti altri, ma moltissimi obiettivi possibilmente non erano tantissimi. Però c'era tutta la buona volontà da parte mia di dedicarmi alla città, c'è stata, lo si è visto. Io mi sono buttato a capofitto a tempo pieno,
Ho messo da parte tutto, la mia professione in modo particolare è stata messa completamente da parte, ho trascurato la mia famiglia. È anche vero che ho trovato una famiglia più allargata, ho sempre detto. Mi sono dedicato a una famiglia di 24.000 persone. Non era più una famiglia di 4, ma di 24.000 persone. E mi sentivo una grossa responsabilità, un grande affetto che ho sempre portato verso queste persone. Mi ha spinto a fare sempre meglio. Le parole che mi sono state dette poco fa mi rincuorano. Mi rincuorano perché vuol dire che qualche segnale positivo è stato colto. È stato colto perché, ripeto, degli obiettivi si sono raggiunti, cioè dire c'erano dei problemi che si trascinavano da decenni che sono riuscito a risolvere. Già avevo cominciato, mi riferisco alle perequazione della rete territoriale, all'aumento delle ore di lavoro per quanto riguarda gli ex precari, che in una riunione si diceva che di non chiamarsi in questo modo, ma comunque per farmi capire, e quindi in questo modo ho cercato di dare dignità a questi dipendenti, nello stesso tempo cercando di migliorare anche la macchina burocratica. E nello stesso tempo anche è di carattere economico questo provvedimento, perché i soldi che vanno a questi dipendenti nello stesso tempo si spendono nella nostra città, facendo la spesa, e non essendo redditi alti ma redditi medio-bassi, si spendono nella propria città, perché chi ha un reddito medio-alto è più portato magari ad andare fuori dalla propria città. Quindi ecco, tanti provvedimenti di carattere economico, sociale, perché quell'altro che dicevo della presenza istituzionale, oggi più che mai è importante che le istituzioni siano più presenti, per far vedere che sono presenti, che veramente si è un tutt'uno con i cittadini, e quindi di cercare insieme la strada per poter riprendere un cammino di crescita, nella serenità, nel cercare di trovare quella pace che ci dovrebbe essere in una comunità. Poi ci possono essere vedute diverse, ma ci si deve confrontare con estrema lealtà. Quindi questo ne si diceva ieri in una trasmissione, dice, ma questo poi sarà dimenticato. Io non lo so se tutti questi esempi che ho voluto lanciare, ultimo questa estrema decisione che ho dovuto prendere, perché non posso cadere a ricatti, perché cadendo una volta poi sei soggetto continuo a manovre che io non posso assolutamente condividere, perché la politica è servizio, non deve essere uno strumento, cioè non ci si deve servire della politica per appagare delle ambizioni personali che possono essere legittime, ma nella direzione di servire gli altri. Quindi lo spazio lo si deve creare, lo spazio deve venire in modo autonomo e senza pressioni, e deve venire poi in modo incondizionato. Io ringrazio il signor Sindaco, il dottor Francesco Raimondi di San Cataldo, per essere oggi in trasmissione. Ricordo ai nostri radioascoltatori che questo è l'appuntamento di Buongiorno Radio Amore del sabato, condotto da Baldo Scarantino. Chi volesse può ascoltarci anche sul nostro canale web www.associazioneradioamore.it, e anche siamo in diretta streaming sul nostro canale YouTube Radio Amore San Cataldo, scritto tutto unito, e trovate insomma la trasmissione in diretta. Allora, sindaco, ormai ex sindaco di San Cataldo, cosa è successo? Poi entriamo nell'ambito proprio del fatto politico. Si parlava di vari provvedimenti, tra questi quelli ancora da fare erano la gestione dei rifiuti, il passaggio all'SRR, la differenziata un po' che non decollava, e una prima incrinatura, quello che abbiamo visto anche dai giornali, è successa con le strisce blu. Ci dice un po' brevemente di questi provvedimenti? Sì, già per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana si era già a buon punto, se non quasi al completamento del cercare di rendere più efficiente il servizio. Mi riferisco che io appena mi sono insediato mi sono accorto subito che non c'era un contratto
di servizio, e quindi non era regolamentato questo servizio che veniva affidata a una cooperativa sociale. Di conseguenza di qua nascono tutti i vari servizi, perché non era ben regolamentato cosa si doveva fare, come farlo, come pagare, se non si svolgeva bene il servizio di attuare una sanzione. Quindi praticamente è chiaro, cioè, nessun servizio rilevante, ma già anche per un minimo servizio, ma comunque a maggior ragione per servizi così importanti non si può andare avanti senza un contratto. Ha dato subito l'input agli uffici, al lato, di predisporre un bando di gara per affidare il servizio nel giusto modo. Per vicende varie si è un poco tardato, è calato, funzionato male, perché liquidazioni, quindi praticamente ci sono stati sempre problemi, scioperi e disfunzione dei servizi, quindi abbiamo rincorso sempre l'emergenza e quindi si è un poco tardati. Finalmente si era arrivati al punto di arrivo e quindi si doveva appunto bandire questa gara. Se non che poi è nato anche là di nuovo un altro problema tecnico legale, che l'ATO a settembre va a sciogliersi, quindi c'era il dubbio se poteva fare o non poteva farlo. E questo poi, in questa occasione, c'è stato l'elemento scatenante delle mie decisioni, cioè dire, in funzione che c'era questo contratto che si voleva regolamentare, e sempre per il fatto che io cercavo di collaborare con tutti gli organi istituzionali, quindi giunta, consiglio, ho invitato i consiglieri per poter discutere di questo atto finale che ormai avevamo, per avere un contributo di tutti. Premetto che c'è sempre stata una critica sul malfunzionamento dei collegamenti tra le due istituzioni, ma su questo si può sempre lavorare, si poteva sempre aggiustare qualche cosa. Chiudo la parentesi, quindi c'era una critica. Tra consigli e giunta? Sì, tra consigli e giunta. Quindi c'è sempre stata la critica che non c'è stata una collaborazione coesa, cioè dire, efficace, però dicevo sempre disponibile ad accettare tutti i suggerimenti per poter migliorare questo rapporto, ed ero consapevole che doveva essere migliorato. Chiusa la parentesi, e quindi ho invitato in questo caso, anche personalmente, mi sono fatto promotore per questo incontro, e già un segnale inquietante mi arriva che praticamente questo incontro non poteva tenersi, perché prima si doveva risolvere il problema degli assessori. Ora, non può essere anteposto il discorso della sedia a degli atti amministrativi importanti che praticamente vanno a danno poi della società, e le cose possono andare in parallelo, mentre si discute praticamente di come allargare, come vedere di soddisfare le ambizioni che ci possono essere da parte di tutti. Questo non può bloccare un'attività amministrativa, ma può andare solo di pari passo. E questo mi ha dato un ulteriore campanello di allarme. Quindi su questo punto già c'eravamo. È vero che adesso entreranno in gioco le SRR, quindi entrerà in funzione un altro meccanismo, ma comunque già noi eravamo pronti. In questo ambito avevamo deciso, su mia proposta, di fare un aro da soli, cioè perché per questo servizio ci si può mettere da soli o insieme ad altri comuni. L'importante è che si abbia un bacino di utenti, cioè dire che la città abbia 5.000 abitanti. Quindi nel nostro caso potevamo farlo, e quindi volevamo dare da soli per rendere più efficiente il servizio, e nello stesso tempo anche per avere una responsabilità diretta, perché chi fa il servizio deve avere una responsabilità diretta. Sì. Quindi già praticamente eravamo pronti a tutto questo, e anche a regolamentare anche il servizio per renderlo più efficiente, e nello stesso tempo, come ho detto nella mia lettera, per dare anche a questi operatori ecologici un futuro più sereno e più tranquillo, perché anche loro sarebbero stati più tutelati da un contratto poi definitivo. Quindi c'erano tutte queste cose. E quindi questo per quanto riguarda la nettezza urbana. Quindi eravamo già sul punto di risolvere. C'era già, mi sembra, avevo letto il bando pronto da parte dell'altro. Sì, no, era quello sull'input che infatti dicevo prima. Quindi che avevo dato da sistemare poi. No,
non c'era da, soltanto io volevo praticamente poi coinvolgere tutti per vedere se questo bando veniva condiviso dalle due istituzioni, da dove poi è scaturito quello che dicevo prima, quella ricatto che ho dovuto subire su quest'atto. Poi l'altro problema che mi diceva è quello delle strisce blu. Come alcuni consiglieri della maggioranza si sono nettamente staccati dall'orientamento, comunque dalla proposta della Giunta. Ma allora posso capire, cioè dire, chi si è staccato dall'orientamento della Giunta sono stati quelli di Rifondazione, perché capisco benissimo, loro fin da sempre hanno tenuto sempre un atteggiamento di contrarietà delle strisce blu, quindi si trovavano in difficoltà a sostenere adesso l'adozione delle strisce blu, e quindi lo posso capire. Io ritengo che, sono, per essere sincero, favorevole alle strisce blu, perché sostenere come un ammortizzatore, cioè dire, il non esserci le strisce blu si va verso poi un posteggio, un parcheggio praticamente selvaggio, cioè non è più controllato, dovrebbero controllarlo i vigili, quindi un maggior servizio dei vigili, non abbiamo, anche il corpo è sotto organico, quindi non può essere assolto in questo modo, e poi tra il vigile e il cittadino comincia un rapporto ancora più conflittuale, mentre se dato a una società esterna, che oltretutto con un contratto rifatto che garantiva ai cittadini di un miglior servizio, e che oltretutto con un contratto rifatto che permetteva maggiori entrate al comune, perché il contratto che ho fatto predisporre è stato migliorato rispetto a quello di prima, cioè dire, era stato migliorato per quanto riguarda le entrate del comune, sia da parte del tariffa, dell'aggio sul parcheggio, sia per quanto riguarda, diciamo, la sanzione, quindi per l'uno e per l'altro. Nei confronti dei cittadini poi c'erano invece dei vantaggi, tantissimi vantaggi rispetto al contratto precedente, quindi mi riferisco in modo particolare ai 10 minuti di tolleranza che erano previsti sia per quanto riguarda già al momento del posteggio, sia al momento anche dell'intervallo tra un'ora, cioè tra un periodo e l'altro. Quindi c'era questa possibilità. Poi poi avevo previsto che era facoltà del cittadino poter anche digitare la targa sul biglietto di posteggio, per così avere una maggiore certificazione su eventuali contestazioni. Quindi praticamente era un contratto migliorato e che praticamente teneva più in ordine la città, perché penso che sia importante tenere in ordine la città. E in ogni caso poi, a parte il discorso delle strisce blu, già avevo previsto in precedenza che praticamente ci doveva essere un'alternanza tra strisce blu e posteggio normale, quantomeno anche con disco orario. Là si è tavolato anche un discorso con i commercianti, se fare di mezz'ora, di un'ora, ma si poteva anche di su, come di altre cose, cioè dire tutti questi lati positivi, questi miglioramenti poi sono scaturiti dal confronto che ho avuto sempre con i cittadini, perché mi sono io, in tutta la mia attività amministrativa, confrontato sempre con chiunque, sia apprendendo via l'iniziativa, sia accettando sempre l'iniziativa di altri che mi proponevano degli incontri per determinati servizi o per determinati problemi della città. A livello di bando invece, da quello che ho capito, la proposta di alcuni di affidare a una cooperativa locale non era praticabile, per quale motivo? Ma si deve andare al bando, la cooperativa locale può partecipare, non è che non può partecipare, ma c'è queste cose. Parlavano proprio di affido diretto, comunque di fare in modo che potessero partecipare solo. Là non ci sono sempre, non ci sono queste possibilità, ci sono determinate norme che devono essere rispettate.
Però in ogni caso cioè dire, tutti possono partecipare al bando, cioè non è che se c'erano queste possibilità è chiaro che si percorrevano queste possibilità, ma il bando deve essere obbligatoriamente per legge aperto e certo, deve essere... le nostre ditte magari hanno meno possibilità rispetto ai colossi nazionali. Beh, questo ci si può mettere, il problema è uno, anche questo dalla nostra parte, che non sappiamo stare insieme. Manca la cooperazione. Appunto, perché non possiamo avere anche noi una ditta all'altezza della situazione? Non è che ci deve essere un imprenditore, si mettono 2 o 3 imprenditori insieme, costituiscono una società di capitali per fare questo servizio, che lo possono fare non solo per San Cataldo ma anche per altre città vicine. Cioè, il problema è di iniziativa. Io in questa direzione ho cercato di dare anche degli esempi. Per esempio, per quanto riguarda il patto dei sindaci che prevede grossi investimenti nel piano energetico e quindi un'utilità non solo da un punto di vista economico ma anche per una qualificazione dell'ambiente, ho preso l'iniziativa di mettere insieme tutti i consorzi del Vallone, dando un grande risalto alla nostra città di San Cataldo di aver preso questa iniziativa e possibilmente ancora in generale, possibilmente di essere anche di guida. Quindi, per dire, il problema nostro è che ci manca questa, non lo so, capacità, io non lo so come dire, però dico perché dobbiamo dire là c'è, qua non c'è. Non è che là c'è perché è per qualche cosa di divino, hanno scelto di esserci. Allora perché non possiamo sceglierlo noi? Sì, ci mancano i capitali. Allora invece di fare, se altrove si forma una società di 2 persone, da noi si forma una società di 4 persone, di 5 persone. E quindi risolviamo lo stesso il problema. Manca proprio la mentalità della cooperazione, del mettersi insieme. C'è una forte, anzi, rivalità tra aziende. Forse anche l'esempio negativo che stiamo avendo anche cioè, è difficile stare insieme, perché se da un lato ci può essere qualche persona disponibile, aperta, poi se ne trovano tantissime che sono meno aperte o tirano su determinati interessi o meno. Quando si sta insieme ad altri si deve cedere reciprocamente qualche cosa e trovare un giusto equilibrio, però nel rispetto di tutti, perché se c'è quello si trova l'equilibrio. Se invece ci sono retropensieri, allora il discorso diventa più difficile. Il tuo cammino da sindaco momentaneamente si è interrotto, il tuo progetto, una città da vivere bene insieme, si è interrotto anch'esso. Mi piace questo che stai dicendo, perché è quello che ho detto. Questo è un cammino interrotto, che è stato bloccato, che stava dando i suoi frutti, ripeto, non solo da un punto di vista di atti amministrativi che si sono prodotti, ma anche per i messaggi forti che si sono lanciati. Un'alleanza fatta con trasparenza, quando praticamente si dice di fare una buona politica o che c'è cattiva politica, ma la politica chi la fa? La fanno gli uomini. La fanno gli uomini, quindi tutto dipende dagli uomini. Dicevo prima, mi si dice ma questo esempio sarà isolato, ma io non posso pensare, io devo essere me stesso e quindi io credo in questo, lo faccio. Spero che gli esempi buoni poi possano avere altri frutti. Tu lanci un seme, se ancora siamo a livello di seme, speriamo che nasce il frutto. Quindi praticamente torno a dire, dobbiamo iniziare a ritrovarci. Le dimissioni, specie da sindaco, di questi giorni sono un fatto raro quando tutti sono attaccati e pretendono le poltrone. Dicevamo un percorso interrotto, non lo sapremo mai, attenzione, ma da qui a 5 anni quali erano i tuoi progetti? Continuare su questa strada, cioè dire di produrre quanto più atti possibili e di dare quanto più esempi possibili per costruire veramente una società giovane, cioè dire per i giovani con questi messaggi di valore, dello stare insieme, di essere aperti, di confrontarsi, di discutere, di veramente un messaggio di solidarietà, di condivisione, cioè
che le istituzioni sono presenti e sono un tutt'uno con i cittadini, e non si deve pensare, come si dice, la casta, e quindi qualcosa di lontano o che sta su un piedistallo. No, dobbiamo stare tutti con i piedi per terra e ripeto, si è un tutt'uno, istituzioni e cittadini. Quindi praticamente il mio era un cammino non solo per produrre più atti amministrativi possibili, ripeto, se ne saranno prodotti tantissimi ancora erano da produrre, possibilmente ancora di più non si sarebbero prodotti perché le difficoltà economiche, poi ci scontriamo con le difficoltà economiche. Però da questo punto di vista penso che eravamo sulla buona strada. Come eravamo sulla buona strada per quanto riguarda quel principio che dicevo, che volevo costruire una società giovane, come dicevo prima, aperta, unita e solidale. Mancava forse che tanti in effetti atti amministrativi sono prodotti, però è mancato un passaggio di comunicazione, di informazione verso la città. Tanti lamentavano di non sapere cosa succedeva all'interno del palazzo. È vero, questo è vero. Questo è verissimo. Ci direi comunque mancava questo passaggio di comunicazione. Mancava perché, se devo essere sincero, io alle mie spalle non avevo una struttura per fare questo tipo di comunicazione e non avevo più tempo di dedicarmi anche a questo, se vogliamo, perché dovevo dedicarmi a un lavoro così impegnativo, dove c'erano tanti problemi e che già mi assorbiva tantissimo. Se poi questo lavoro lo dovevo fare quando poi c'erano presenze che continuamente mi chiedevano poltrone, sempre poltrone, io dopo qualche mese che mi sono insediato già è cominciato l'assalto, prima in modo morbido, poi sempre in modo più pressante, poi ancora più pesante, fino ad arrivare al ricatto. Quindi praticamente io sono stato, togliendo i primi 2 o 3 mesi, da 1 anno sotto pressione, oltre a dover lavorare. In più noi abbiamo una precarietà anche di organico a livello comunale, precarietà principalmente a livello dirigenziale, e quindi questa precarietà mi comportava un ulteriore lavoro che doveva supplire anche a questo. Non potevo prendere determinati provvedimenti, di prendere altri dirigenti esterni, cioè di fare concorsi, sia per dei limiti di legge, ma anche per motivi finanziari, perché non c'erano risorse. Ma oltretutto, se facevo questo, non potevo fare quello come dicevo, di aumentare le ore di questi precari a part-time, che ha portato da 22-24 ore a 32 ore, quindi si devono fare delle scelte. E ho ritenuto di fare la scelta di dedicarmi veramente ai più deboli, quindi prima queste fasce che, per dare dignità di lavoro e nello stesso tempo possibilità economica e maggiore tranquillità a questi dipendenti e alla loro famiglia, rispetto ad 1 o 2 unità che avrebbero solo incrementato un'attività reddituale. E io in questo mi sono sacrificato, perché il mio lavoro si è triplicato, quadruplicato, perché dovevo stare attento anche a un'attività, dedicarmi anche a un'attività amministrativa oltre che quella politica. E a questo riguardo devo dire che io ho fatto un'intesa con un segretario di assolvere anche ad una dirigenza, e per i segretari assolvere una dirigenza è a costo zero, perché non hanno uno stipendio in più, e che ringrazio qui per avermi dato questa disponibilità e questa possibilità. Che poi un altro dirigente che ho dato degli incarichi ad interim significa per un determinato tempo. La legge non prevede se il tempo deve essere 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi. È a tempo, proprio per cercare in questo momento di favorire quella scelta che ho fatto di quelle persone, e quindi nello stesso tempo risparmiare quindi economicamente un altro stipendio dirigenziale, che è molto elevato. E anche in questo caso ringrazio anche questo dirigente per essersi messo, essere stato disponibile ad accettare questo incarico, perché non prendo un ulteriore stipendio e non c'è un aumento di stipendi, c'è soltanto una piccola indennità che oltretutto, indipendentemente da come viene chiamata di posizione o meno, viene corrisposta in funzione del risultato, solo per questo, quindi una piccola indennità. E quindi abbiamo risparmiato una notevole cifra per quanto riguarda lo stipendio, perché lo stipendio dirigente lo sa quanto è il costo complessivo tra oneri riflessi, 120-130 mila euro.
Per 2 dirigenti vedi quanto ho risparmiato, ma questo per risanare un bilancio. Non voglio dire che mi è stato consegnato un bilancio, cioè dire, assolutamente, io non sono mai entrato in polemica, ma sono le situazioni contingenti che portano a questa situazione. I trasferimenti dello Stato non ce ne sono più, o meglio, sono ormai al minimo. Quelle regionali, altrettanto, sono al minimo. Ormai si va verso una finanza, una fiscalità comunale, quindi le risorse le dobbiamo trovare all'interno della nostra città. Questo è il principio. Dobbiamo saper gestire le nostre risorse. Allora, se vogliamo dei servizi che devono essere efficienti, dove io mi stavo dedicando per renderla sempre più efficiente, dobbiamo prenderle dalle nostre. E purtroppo oggi c'è questo rapporto di istituzione per quanto riguarda il pagamento delle tasse ed aumenta la conflittualità tra cittadino e istituzione comune. Mentre prima si pagava allo Stato e quindi non c'era questo rapporto diretto, era un poco più affievolito. Ora questa conflittualità aumenta perché pagare le tasse, capisco, non piace a nessuno. Anch'io pago le tasse, non è che praticamente sono sindaco e vengo esonerato, quindi lo so che a nessuno piace. A maggior ragione a chi si trova in difficoltà. E anche in questa direzione io ho lanciato dei forti segnali anche politici, amministrativi, e in Consiglio Comunale l'ho ribadito diverse volte. Stiamo attenti su quale linee ci muoviamo, a chi dobbiamo far pagare di più e a chi di meno. Perché quando ci troviamo a fare delle scelte per delle pressioni fiscali, dobbiamo cercare di incidere di più con chi ha già un reddito. Per chi non ce l'ha, dobbiamo cercare di alleviare. E mi riferisco, se ci sono dei provvedimenti da attuare per dare delle agevolazioni nel servizio di nettezza urbana rispetto per esempio a una percentuale di aliquota, di abbassarlo meno su un IRPEF, io ritengo che sia più giusto abbassare quello della nettezza urbana, perché la nettezza urbana la paga anche chi non ha uno stipendio. Mentre chi per l'IRPEF vuol dire che un reddito già ce l'hai, quindi se invece di 1000 ne prende 950, io penso che la scelta va data in quella direzione, perché le 950 in ogni caso ti resta. Quello che non ha un reddito invece deve pagare pure quella. Quindi ecco il concetto, nelle scelte anche di come reperire le risorse. Molte volte invece si prendono dei provvedimenti solo per fare della politica, che io non la chiamo questa politica, pur di far vedere che praticamente uno sta alleviando, sono a favore di te, quindi io ti voglio far pagare meno di qua, io ti voglio far pagare meno di là. Ormai dobbiamo convincerci, ripeto, che l'indirizzo è questo, che le risorse si devono reperire sul territorio, perché queste sono ormai gli indirizzi nazionali, le norme che ci portano a questo, e quindi dobbiamo reperirle se vogliamo fare servizi, se no chiudiamo il comune. Avete attivato anche una sorta di comuni per attingere a risorse europee. E infatti, ecco quello che dicevo io, cioè, tramite il patto dei sindaci io stavo cercando di mettere insieme tutti i comuni che partivano da San Cataldo in giù, quindi addirittura con una nostra autonomia, e non aggregarci a città più grosse, proprio per svolgere un ruolo che questa città merita di avere. Va bene, andiamo adesso nel dettaglio politico, dimissioni, parliamo di dimissioni. Abbiamo detto un fatto più unico che raro, cosa che non succede mai, quasi mai, forse è un caso unico. Sulla stampa nazionale infatti l'hanno preso come caso unico, io non lo so, e questo mi dispiace, da un certo punto di vista mi dispiace, sì. Però voglio dire, ognuno. Come uomo, sicuramente. Mi dispiace, voglio dire, perché non ci sono altri esempi di questo genere, in questo senso mi dispiace. Immagino sarà stata una decisione molto sofferta da parte tua, hai scritto una ferita al cuore che difficilmente potrà rimarginarsi. E questa è proprio la prima fase, proprio perché da lì si parte, è una ferita profonda. Cioè dire, tu quando lasci qualcosa che ami, non penso che te ne esci bene. Io oggi io non lo so se oggi può sembrare che sia più o meno sereno, non lo so. Però sto di un male che mai mi sono trovato in questa situazione.
Cioè, non ho avuto, cioè, nella vita penso che io ormai ho trascorso una bella fetta della mia vita. Tanti dolori ho avuto anche da un punto di vista fisici, via di seguito, come tutti, ci succede, quindi grandi dolori. Ho avuto anche dei dolori affettivi, io ho perso una mamma a giovane età, a 18 anni, ho avuto la fortuna di trovarne poi un'altra che è stata mia nonna. E quindi, ripeto, tante veramente dolori ho avuto. Questo è un altro grandissimo dolore, perché come ho detto, io ho trovato un'altra famiglia di 24.000 abitanti, di 24.000 persone, e lavoravo per questa grande famiglia. Ci credevo, ci credo. Questa città, con tutti i suoi difetti e via di seguito, è una città che ha tantissime potenzialità. Da un punto di vista economico e lo dimostra, lo ha dimostrato in passato, lo dimostra ora nonostante la crisi. Da un punto di vista anche di qualità umane, molte volte non vengono fuori proprio per questa situazione che c'è, quindi ci deve essere qualcuno che sollecita perché queste qualità umane che tutti, che moltissimi sanghataldesi hanno, vengano fuori. Un grande atto di responsabilità, insomma, di mettersi, non è, sarà stato meditato, le motivazioni, perché qualcuno sui commenti su un articolo sul Fatto Nisseno ha scritto che l'ha paragonata a Schettino che abbandona la nave mentre sta affondando. Dico, è stato un paragone temerario, ma le motivazioni tra il rimanere in carica e il dimettersi sicuramente sono state più forti quelle perché è arrivato a questa decisione. Il discorso, così, vabbè, questi sono cattiverie, cioè, io non lo so che la Svizzera se l'hanno scritto, e questa è una grande cattiveria, perché se una nave in difficoltà è chiaro che il capitano non scende. Questa non era una nave in difficoltà, ho detto, era una nave che andava bene. E come all'inizio della trasmissione mi è stato riconosciuto da Padre Enrico e da tantissime, ripeto, migliaia veramente di testimonianze ai cittadini che la nave stava andando bene, nonostante veniva frenata dallo stesso equipaggio, c'era il capitano della nave che la faceva andare avanti. Insieme a queste persone, anche, voglio dire, anche se chiedevano queste risorse, certo, non è che non davano una collaborazione, però si poteva andare in modo più spedito. Quindi praticamente la nave andava, non è che praticamente la nave stava affondando e quindi c'era da lasciarla. Assolutamente, stava andando bene. E allora perché quella ferita? Perché la nave va bene. Io praticamente ho fatto questa scelta per cercare di fare che questa città dovesse subire delle negatività, cioè dire che potesse avere maggiori danni continuando, perché quando arriviamo a dei ricatti, cioè dire praticamente non si ha più libertà di scelta, di amministrare bene, e cadendo nel ricatto una volta, tu ci cadi sempre, come in altre tu ci cadi una volta, poi sei sotto gestione di altri, e non può essere questo. Quindi ripeto, io praticamente ho fatto questa scelta dolorosa mentre la nave andava bene e che prima di andare invece, prima di arrivare in un mare in tempesta. Allora, prima di arrivare in un mare in tempesta e quindi ecco, col pericolo che la nave poteva poi avere problemi, allora io ho preso una decisione, perché in questo modo si può raddrizzare, ci sarà un periodo di riflessione per tutti, per riprendere. È chiaro che in questo periodo di riflessione subiremo dei danni, ma poi nelle scelte si devono fare, che si prendono, prendere una decisione. È chiaro che si va per i lati positivi e i lati negativi. Quali sono quelle positivi maggiori o sono quelli negativi maggiori? Allora, in funzione di questo fai una scelta. E secondo me anche queste negatività sono sempre minori di quelli che poteva succedere continuando. Perché se si cominciano a bloccare atti amministrativi, a ricattare su queste cose, e dopo un anno, noi dobbiamo fare una
lunga. Per essere sincero, io non mi ero anche perché se tu vuoi realizzare quel progetto ambizioso che dicevo prima, che non si tratta solo di un discorso economico, di produrre atti, ma di far ritrovare una società, l'identità di una società. E là si deve lavorare su un progetto di lungo termine. E allora, se vuoi proiettarlo poi col consenso dei cittadini anche a 9 anni, ma poi puoi lavorare quanti danni, o meglio, c'era il pericolo che la nave avrebbe avuto dei danni irreparabili. Allora, meglio creare un danno reparabile perché la nave possa andare. Quindi io praticamente non ho lasciato una nave che stava per affondare, era una nave che stava andando, che stava trovando la sua strada e che praticamente per certi peccati, per evitare che affondasse, insomma, per evitare che andasse in acque tempestose, per evitare e quindi che potesse poi irreparabilmente e definitivamente rompersi, allora ho detto che questa nave per il momento si fermi, faccia un percorso di transizione per riflettere, si riparano quel danno che c'è e continua, che si creano, riparare quei danni che c'è e continua, perché se avessimo continuato noi rischiavamo di andare in alto mare e in un mare in tempesta, in alto mare certo dove andare, ma cioè in un mare in tempesta, quindi con danni irreparabili. In un momento così difficile poi sarebbe stato ancora peggio. Diciamo che hai sacrificato. Io mi sono sacrificato facendo questa scelta perché quello la poltrona, ecco, è un altro esempio. Benissimo, io praticamente per salvare il comune. Esatto. Ecco. Io praticamente non tenevo a questa poltrona, già con il mio nome e cognome sono qualificato. Io tenevo, e questo era la mia ambizione, di avere l'orgoglio di dire ho fatto questo per la mia città, per la mia gente. E io oggi ho fatto in un anno tantissimo, ripeto, tanti atti amministrativi che non si sono prodotti in decenni. Ho dato esempio, come è stato detto, di essere presente istituzionalmente in tutte le manifestazioni pubbliche e in tutte quelle private dove ho invitato, proprio per dire l'istituzione è qui, dobbiamo confrontarci, possibilmente non risolviamo nulla, ma non significa, non puoi stare lontano, non sei una casta, assolutamente, tu sei al servizio, il servitore. Tu sei il servitore, non una casta, sei il servitore. E ripeto, la politica è servizio. Io ci credo in questo. E per questo mi sono speso in questo modo. Hai parlato di ricatto politico. In cosa consisteva il ricatto e chi erano, se si può dire, tra virgolette, i ricattatori? Il ricatto era quello che ho detto poco fa, cioè dire dalle pressioni continue di avere assessorati e via di seguito si è passato al fatto che se non ci sono gli assessorati non si producono gli atti amministrativi. E questo è un ricatto pericoloso, ecco il discorso, è pericoloso. Quindi devo dare qualche cosa per un bene della città e questo, cioè dire, a cosa ti porta? È un bene della città, non risolve i problemi, cioè dire sotto il ricatto. No, questo è come dicevo prima, ho fatto gli esempi su un atto, ma ce ne sono stati tanti altri. Prima che si verificano tutte queste pericolosità, e allora ho dovuto fare una scelta dolorosa, perché io praticamente mi sono sacrificato per la città, perché fare un gesto di questo genere costa tantissimo. Però io non tenevo alla poltrona per la poltrona, io ci tenevo per dare un servizio alla città. E io oggi soffro di un male, sto dicendo incurabile, forse non lo so, cioè dire di aver subito questa cosa, perché che è una ferita che resterà, comunque vada. Cioè comunque vada è chiaro che resterà, perché io ho fatto questo gesto, ma ripeto, l'ho fatto perché è un gesto di ulteriore responsabilità, perché si creerà un danno in ogni caso irreparabile. Continuando avremmo creato un danno possibilmente irreparabile. Diciamo un ricatto anche, magari lo dico io nella tua lettera, tu fai l'elenco dei partiti che poi si sono accorpati con te al secondo turno, parliamo di Rifondazione Comunista,
Primavera Sanghataldese, Partito Democratico, SL. Vabbè, poi sono diventati un tutt'uno con partito e fondazione. Qualcuno non aveva condiviso questa tua scelta di apparentarti al secondo turno con la coalizione del candidato sindaco Scarciotta. Alla fine io stesso mi trovavo all'interno del comitato sostenuto, poi in riunione mi ricordo che ci hai convinto e siamo andati avanti. Cosa succede? C'erano dei patti chiari che poi non sono stati rispettati. Benissimo. Quali erano i patti? Non potevano non esserci dei patti chiari, perché era un'alleanza sbilanciata per l'assegnazione e l'attribuzione dei seggi in consiglio comunale. Cioè, mentre con la mia vittoria, che veramente è stata una vittoria strepitosa da un punto di vista personale, mi ha danneggiato poi nel complesso, perché della nostra coalizione di 3 liste, come sai, sì. Posso dirti del tuo, no? Sì. Come sai, quindi come sai, la nostra era una coalizione di 3 liste. Di queste 3 liste solo una supera il 5%, che poi era la lista del sindaco. E lo supera il turno perché il sindaco prende la metà dei voti che sono andati al sindaco, cioè dire 1600 su 3004. Quindi sono voti tutti disgiunti. E questo cosa faceva? Che portava in consiglio comunale il rappresentante di una sola lista. È chiaro che l'entusiasmo non è per tutti alle stelle di tutte queste persone, ma a parte questo c'è il discorso che non andava verso una politica di coinvolgimento, che era quel messaggio, un altro messaggio che volevo lanciare, coinvolgimento, di esserci più persone al servizio della città, di avere più rappresentanze e via di seguito. E quindi il voler allargare era un segnale anche di questo genere. Però ci dovevano essere dei patti chiari che dovevano risolvere il problema dell'assegnazione poi dei seggi in consiglio comunale. Perché? Perché facendo l'apparentamento, aggiungendosi a una lista 3 liste che praticamente componevano un'altra coalizione, e quindi dovendo distribuire i seggi per 4, cioè tutto il premio di maggioranza per 4, ne venivano avvantaggiate tutta l'altra coalizione, perché venivano a prendere più seggi le altre 3 liste, e venivano a prendere dai 5 ai 6 seggi in più le altre liste. Noi invece, la mia lista invece, da 12 passava a 4, quindi faceva un sacrificio addirittura di 8, quindi era troppo sbilanciata. E quindi questo mi avrebbe addirittura messo, io che mi poteva mettere anche in difficoltà un domani anche in consiglio, come è successo, dando questi seggi, posti consigliari ad altre liste. Però io mi sono all'interno della maggioranza. Esatto, benissimo. E io mi sono fidato di queste persone, come mi sono fidato della persona che mi ha proposto questo. E onestamente devo dire che anche loro lo riconoscevano, anzi sono stati loro a riconoscerlo, a dire subito, e questo è stato un elemento sinceramente che l'ho valutato positivo, cioè dire la sincerità. Però quando mi chiedono poi le cose dopo 2 mesi cominciano a venire i dubbi se quella proposta era sincera. Comunque, tornando all'inizio, quando abbiamo fatto la coalizione, quindi mi si dice: comprendiamo assolutamente che questo tipo di aggregazione è troppo sbilanciata, vengono date più seggi a una coalizione che non ha vinto rispetto alla coalizione che passa al secondo turno. Tutto resta com'è, nel senso che praticamente gli assessori, cioè di tutti quelli, sono di sindaco e quindi della realtà che ha vinto al primo turno, realtà del primo turno indipendentemente delle presenze consigliari, o ce l'hai o non ce l'hai i consiglieri. Cioè dire, è giusto che dovevano partecipare, non potendo partecipare come consiglieri, partecipavano come assessori. Un equilibrio tra chi ha vinto il primo turno e chi poi si è aggregato. Esatto, quindi poteva essere solo in questo modo, cioè dire con la carica assessoriale. E addirittura l'accordo era per solo il consiglio, perché già era troppo sbilanciato. Io, sinceramente, con un ulteriore atto di generosità politica, per avere un coordinamento tra giunta e consiglio, perché così, vero, era non c'era quella reale aggregazione, c'era disgregato il discorso, cioè i consiglieri non avevano un rappresentante. Ho detto:
Non era previsto che loro assolutamente l'assessore un posto in giunta. non era previsto. Io ho invitato l'esponente maggiore di quella coalizione a dire e quindi alla coalizione chiaramente alla coalizione, di avere un rappresentante, questo rappresentante anche in giunta. Quindi già io ho pensato a questo, ma ci ho pensato per renderlo tutto trasparente, perché si poteva fare tutto non in modo trasparente, e questo è stato un altro messaggio. Quando i giovani dicono la politica io ho fatto una politica veramente per i giovani, per dare degli insegnamenti. Quindi ho voluto fare un discorso invitato che ci fosse una presenza anche in giunta, indipendentemente che già era squilibrato di per sé l'accordo, ed ho nominato uno di loro nella giunta, pur non essendo previsto, con un patto chiaro che anche loro hanno detto. Sono stato loro a dirlo, nulla a pretendere, perché se l'avessi detto io, mi dicevano di sì, poteva anche a me venire qualche altro dubbio, ma sono stati loro, senza nulla a pretendere, ma già con i consiglieri, ripeto, l'assessore, io l'ho rilanciato. Quindi praticamente c'era un patto definitivo. Dice, in politica i patti definitivi, no. Non esistono. No, e vabbè, allora questo è un modo di fare politica che ci ha portato in queste condizioni. È la vecchia politica. Benissimo, per me se c'è un patto, anche perché il patto viene fatto tra uomini, la politica la fanno gli uomini, si chiamano uomini politici, quindi prima c'è l'uomo e poi viene la politica, perché la politica è gestita dagli uomini. Quindi c'è un patto. Poi si dice le esigenze dei partiti, ma chi è entrato già prima, era partito prima e dopo l'accordo, quindi se ci sono esigenze lo sai già fin dall'inizio, quindi me lo dici, io ho poi delle esigenze e io valuto, no, allora non potevo fare niente, ma queste esigenze non me le sono state poste prima, quindi vuol dire che non dovevano farsene. Se non te le fai prima questi problemi di esigenze di partito, non me li devi fare dopo. E mi è stato pure detto c'è una presenza che non fa parte di un centro-sinistra, bene, ma questa presenza c'era quando abbiamo fatto l'accordo, non è che è sopraggiunto dopo. Quindi praticamente dov'è il problema? Te lo ponevi prima, non venivi, se ti crea difficoltà, perché prima vieni e poi mi fai questo problema? Quindi a quel punto, ecco quando praticamente poi dalle pressioni, da tutti questi ragionamenti, e si passa al ricatto, ci sono tante negatività che quella nave rischiava poi di affondare. Allora, mentre la nave va bene e si può solo riparare, cerchiamo di ripararla per farla ripartire con maggiore vigore. Una domanda se fosse stato all'inizio si era capito dalla legislazione nazionale che c'erano quei famosi 20 giorni di tempo per eventualmente anche e poi si dice io ho fatto aggreganza per avere maggiore possibilità di vittoria. Assolutamente no, io ho dimostrato anche in precedenza, perché io ho 2 esperienze, non aver fatto le aggregazioni per darci valutazione sbagliate o giuste, qualcuna l'ha criticata possibilmente ha ragione, quindi potevo farlo anche altre volte, forse con Manchester, e quindi magari questo non si sarebbe verificato, quello di oggi, quindi non voglio entrare di cosa è fatto bene o meno precedentemente, però voglio dire è stata questa la scelta prima, per dire che io ho una tradizione di andare avanti da sole, e anche in quel caso io mai mi sono sentito di aver perso, di non avere vinto, perché quando non si vince per 27 volte, perché l'ultima volta non ho vinto per 52, 50, cioè quindi che 25-26 votano dall'altra parte, quindi in termini relativi, 52 in termini assoluti e 26 in termini relativi, non vincendo io non mi sento di aver perso, di non aver vinto. La sostanza è la stessa, ma cambia la visione. Quindi, ripeto, potevo fare la stessa cosa, e oltretutto in quel caso un'ambizione politica che io avrei avuto per la vita, che se mi riusciva portavo consiglieri a fare legge con 8 voti, con i semplici voti di famiglia, che nella storia di San Cataldo non c'è mai stato e non ci sarebbe mai più, cioè non ci sarebbe più stato, perché praticamente era una cosa, si era verificata una cosa più unica che rara anche in quel caso. Però ripeto, per quel principio di coinvolgimento, per quel principio perché la politica è di tutti, io quella proposta che oltretutto mi è stata fatta
dagli altri è posta bene, l'ho valutata in quella direzione, Ma era un altro messaggio forte, e che non l'ho fatto per vincere. Io sono convinto che avrei vinto, ne sono convinto, però sono convinzione personale. Però in ogni caso la possibilità di vincere era per la coalizione che andava al ballottaggio, la possibilità. Io sono convinto di aver vinto perché il messaggio al primo turno era chiaro. Mentre io ricevo 1600 voti in più della coalizione, tutti gli altri candidati li hanno avuti in meno. Addirittura il mio rivale politico della persona di sindaco in quell'occasione aveva ricevuto 1100 voti in meno della coalizione, quindi aveva meno voti dei consiglieri che lo sostenevano. Chi ha votato quel candidato? Il sindaco, il consigliere di quel candidato ha votato poi te come sindaco. Ha votato diversamente, quindi praticamente la scelta del sindaco l'avevano fatta al primo turno. Era chiaro che l'indirizzo. E al secondo turno si vota la persona, poi è uno scontro diretto, con l'aiuto, ripeto, dell'apparato che hai, questo senz'altro. Però quello determinante, l'aiuto, chiaro che non voglio, c'è qualcuno che vuole dire che io ora divento un despota, Franco Raimondo addirittura questo, Franco Raimondo addirittura, però io sto dicendo con molta, c'è chiaro che ti aiutano, ma chi determina la votazione è ormai il candidato sindaco. E la gente già si era espressa al primo turno. Io sono l'unico candidato che prende non solo voti in più, ma ben 1600. Io vado a ballottaggio grazie a questi voti, perché purtroppo la lista, e questo è stato il male, purtroppo le liste non hanno superato il 5%, quindi ci vado da solo. Quindi la gente già l'aveva scelto il sindaco al primo turno, l'indicazione era forte. Il mio chi si contrapponeva a me, chi si doveva contrapporre a me, ha preso 1100 voti in meno, cioè significa che veniva a votare perché è più facile votare consigliere e sindaco, è più difficile votare diversamente tra consigliere e sindaco di un'altra coalizione per diverse ragioni. Questo forse è anche un po' mancanza di maturità. Quindi ecco, a parte di questo, ripeto che ho dimostrato già così che non era questa ambizione per l'ambizione, ma lo sto dimostrando oggi, con il prezzo che sto pagando di una ferita che mi resterà, ma per il bene di questa città, per il bene dei miei amici sangataldeci. Amici, quando mi riferisco ad amici non mi riferisco a una parte, mi riferisco ai 24.000 tutti interi. C'è chi magari non condivide la mia amicizia, è un altro discorso, ma per l'amicizia che ho nei confronti di 24.000 cittadini, persone, uomini, io ho dovuto fare questa scelta, che ricade sì sulla città, o lato negativo sulla città, ma sulla mia pelle tantissimo. Dicevo prima, se ci fossero stati quei 20 giorni di tempo per poter anche recedere alle proprie decisioni, avresti visto le manifestazioni di affetto che hai ricevuto, migliaia di messaggi, di telefonate, ci avresti ripensato o ormai la decisione presa? Guarda, la decisione era già presa. Tutto quello che è successo successivamente mi ha fatto tantissimo piacere e mi ha aiutato tantissimo, devo dire, e torno di nuovo a ringraziare tutti. Mi metteva quindi in grossa difficoltà, tutte queste manifestazioni mi mettevano già in grossa difficoltà. Ma era difficile ripensarci per un motivo poi oggettivo. Potevo ripensarci se la conformazione del Consiglio cambiava, perché adesso che avevano preso gli 8 consiglieri, ne restavano 12 e doveva comporre una maggioranza diversa. Se venivano questi 8, adesso che si era inclinato un rapporto, come veniva ricostruito? Da parte mia non ci sarebbero stati problemi, ma io qualche dubbio poi cominciavo a nutrirlo sugli altri. E la possibilità invece di una cosa sì. Quindi sostanzialmente dico, c'era questo. Con questi potevo continuare. Ora mi viene da dire, se un patto non viene rispettato, sulla parola adesso, non mi riferisco ai singoli, perché non è un problema di singolo, ma di apparato.
perché io ho avuto problemi, contrasti più forti con gli apparati, addirittura né col vice sindaco e né con i singoli consiglieri, perché con i singoli consiglieri, con la maggior parte dei singoli, se non con tutti, avevo un rapporto più sereno e di massima ritengo stima da parte mia, almeno di collaborazione e via di seguito. Però poi c'erano gli apparati e il fatto che ci si sente fortemente vincolati agli apparati e quindi si subisce l'indirizzo all'apparato, poi va a finire come è andato a finire. Io sinceramente, è giusto che ci sia una disciplina, ma di fronte a delle cose evidenti ci si lotta all'interno degli apparati. Io nel mio passato sono stato componente di un partito, Partito Popolare, e molte cose non condividevo e le ho combattute e sono riuscito a far capire. Altre, va bene, è chiaro, non sono sempre, però tantissime cose condividevo, sono riuscite a farle passare. Quindi praticamente ci deve essere un maggiore impegno, secondo me, da parte dei consiglieri, che ripeto, ci sono tantissimi bravi ragazzi, dei ragazzi capaci, che potevano dare tantissimo, che poi dovevano prendere e portare avanti gli indirizzi che venivano dagli apparati. Quindi, ripeto, io ho dimostrato con questo ulteriore gesto che non si può andare in questa direzione. Stavi dicendo il discorso se si poteva ecco, una maggioranza, quindi praticamente benissimo, quella... stavo dicendo, quindi con questi, ora che c'era questo, io ripeto, metto sempre da parte tutte, lo sapete, cioè, ho rapporti con persone che magari prima fanno scelte, poi altre scelte, poi altre scelte, io li accolgo sempre, non ci sono problemi, ma ora il dubbio però da parte degli altri mi veniva, no? Nei confronti degli altri mi sarebbe venuto, e quindi un problema di questo genere. Con gli altri, tutti i 12 potevano essere d'accordo, e indipendentemente da questo dovevo fare una cosa completamente, una cosa è un poco, cioè dire, che possono avere delle spiegazioni, una cosa è stravolgere il tutto. Stravolgendo il tutto era giusto poi nei confronti dell'elettorato, perché era stravolgere tutto. A parte il fatto che sarebbe diventata una maggioranza di centro-sinistra e una di centrodestra. Ne sarebbe diventata una di centro-sinistra, non c'era più nulla, doveva essere tutta di centrodestra, completamente tutta, oppure con qualche presenza solo in parte. Si poteva stare questo discorso. Devo essere sincero, io avevo anche valutato e fatto qualche piccolo passo per vedere se qualche forza di centro, essendo centro-sinistra, poteva. Sinceramente non c'era, cioè dire, per senso di responsabilità non notavo, cioè dire, avversità, ma tutto questo era un percorso difficile, laborioso, che aveva bisogno del tempo e che in ogni caso, ripeto, non volevo buttare fuori dal carro chi c'era fin dall'inizio, quindi dovevo trovare spazio anche per loro, si doveva trovare spazio per loro, si doveva trovare spazio anche per la politica, sempre che doveva avere un gerotto filologico. La coalizione era di centro-sinistra, allora un discorso fino al centro, io dico, il discorso poteva esserci. Però ripeto, tutto con una certa logica per riequilibrare quel discorso di consiglieri, ripeto. Però anche questo era un percorso molto difficile, che si dovevano valutare se c'erano le condizioni, se non c'erano, ripeto, non poteva abbandonare quelli della prima ora e quindi si dovevano trovare questi spazi. Era un percorso difficile che aveva bisogno del tempo. Io invece ero arrivato all'out-out. E ripeto, continuando per qualche altro mese con questo out-out, quella nave invece di un piccolo danno poteva subire invece poi praticamente il danno di essere irreparabile. Quindi una scelta completamente diversa era difficile, anche perché non si poteva raggiungere un numero tale di avere una, diciamo, maggioranza idonea a poter governare e a poter portare avanti un progetto ambizioso. E quindi un poco poi si andava a snaturare, quindi era molto molto difficile. Sarebbe stato come navigare a vista. Ma come è stato ora praticamente? Ora
non potevo cedere anche per un altro motivo, a parte tutti quelli che ho detto prima. Cioè io sarei diventato il sindaco di un'altra coalizione, perché dando i consiglieri e dando gli assessori non restava nessuno del progetto originario. Ero il sindaco di un altro progetto, non lo potevo fare. Sei stato ostaggio di una... Era un'altra cosa, cioè dire non potevo assolutamente fare. Questo non lo potevo fare. Allora, al limite, dovevo fare un discorso allora diverso. Allarghiamo, andiamo su quel principio di coinvolgimento, andiamo verso quel principio. Allora può essere, ha un senso. Ma invece essere ostaggio della coalizione che non ha vinto e diventare sindaco di quella coalizione non mi sembrava giusto nei confronti della gente, anche perché io ho spiegato alla gente nei comizi che praticamente noi eravamo una squadra, perché mi rimproverava, come dicevi, mi rimproverava questo sbilanciamento dei consiglieri. E allora io ho spiegato che eravamo 17 persone, tolto il sindaco 16, che indipendentemente dall'essere assessore o dall'essere consiglieri, praticamente avrebbero svolto un unico ruolo, in modo incondizionato. Non era importante essere assessore o consigliere. Quindi si era un'unica squadra. Ora tutto questo veniva snaturato e, ripeto, praticamente con quelle presenze, restando solo poi un assessore diverso da tutta questa coalizione, e non poteva andare. Se doveva essere questo, allora il passaggio doveva essere diverso, cioè dire semmai doveva fare un discorso di coinvolgimento più ampio, di persone come dicevo che oltre a questi altri che ci volevano stare, e allora il discorso era ancora diverso, cioè dire aveva un altro senso, portando avanti sempre un progetto. Però quando poi si cominciano, il progetto è diverso, il progetto è cosa, io non so che tipi di progetti poi si vogliono fare via di seguito, quindi di conseguenza diventa difficile praticamente ritornare indietro. Con questo non voglio dire che non potevo prenderlo in considerazione, visto che sollecitato da migliaia di persone. Però in ogni caso, ripeto, era molto ma molto improbabile. No. Non ha dimissioni che l'ha presentata prima, questa lettera mi è sembrato un modo di danneggiarvi. Io cerco di evitare, io non voglio danneggiare nessuno che sta invitando alla città. Questa polemica non c'è motivo di esistere perché non ha nessuna refluenza sul discorso delle motivazioni delle mie dimissioni. Le mie dimissioni sono un discorso di condizionamento a cui io non volevo sottostare, di ricatto a cui io non volevo cedere. Questo, ora mi scusi, torno subito. Quindi il discorso della dimissione non ha nessuna refluenza su questo ragionamento di base. Anzi, questa lettera appesantisce la situazione, cioè significa che mi si mette ulteriormente a ricattarmi per avere altri posti, perché questa lettera di dimissione non esiste. Leggete bene la lettera di dimissioni, ritenuta tale, oggi tirate come dimissione, poi dirò che non è così per altri motivi. La legge dice ti rimetto nelle mani, non mi dimetto, ti rimetto nelle mani, dice decidi, se vedi quello che devi fare, io sono pronto anche a dimettermi, questo mi rimetto nelle tue mani, ma non mi dimetto. Anche perché se io mi dimetto, l'iter da seguire è un altro, come previsto quello dello statuto comunale all'articolo 50,1. È previsto di consegnarli al protocollo, cioè tramite il protocollo, perché deve essere ufficializzato. Per eleganza si avvisa, come ho fatto io. Ho avvisato prima di consegnarli, l'ho avvisato, mi dimetto, ho già le cose scritte, chiaro, mi sto dimettendo, ti avviso elegantemente e mi vado a dimettere. Quindi l'iter è mi annunzi e vai al protocollo. Queste sono le dimissioni. Dicendo chiaramente mi dimetto, ma se vengono dati a me, come quel discorso mi rimetti nelle tue mani, decidi che fare, ma non mi dimetti. Infatti il termine mi dimetto non c'è, che si protocolla. Un discorso mi consegni nelle tue mani, e che significa? Io o mi dimetto o non mi dimetto, questo è il termine. Mi dimetto. E nella lettera, se la leggete, non c'è. A parte il fatto che questa è una lettera riservata a me di carattere politico, come ho chiarito nel giornale, personale, è una missiva riservata, scritto in grassetto, ben evidente in alto, che non viene invece pubblicato, è riservata a me,
che addirittura non doveva essere resa pubblica, anche perché c'erano tante offese nei miei confronti, se l'aveva già detto, c'è un continuo offendermi che venivo ricattato addirittura, poi mi dimetto perché non voglio essere ricattato addirittura, quindi c'è una serie di offese nei miei confronti e quelle offese io non l'ho pubblicate, perché me le sono tenute quelle offese, io me le sono tenute, perché era riservata. E adesso la si vuole passare una riservata per una lettera di dimissione addirittura. Ma, dico, è lo stesso discorso. Appunto, non la capisco questa logica, perché è in qualunque momento veniva data, oggi, 2 giorni prima, 6 giorni prima, resta sempre una lettera riservata di dire vedi quello che vuoi fare. Nell'ambito, e questo è un ulteriore ricatto che si vuole fare, di mettere ulteriormente in difficoltà. E allora io dico, se tu hai se tu eri che ti eri veramente dimesso, perché sei venuto in giunta? Se uno si è dimesso prima, perché viene in giunta? È venuto in giunta, ha partecipato alla giunta e ha avuto detto da me, come ho detto a tutti, quindi in giunta io ho comunicato che mi dimettete. Ha contestato lui questa perentorietà perentorietà non c'è, perché ripeto, la perentorietà è normale quando ci sono le dimissioni, non puoi dirle una settimana prima, non lo puoi dire, perché mette in subbuglio una situazione terribile. Sono delle cose che deve fare, che maturi, che deve vedere come gestire. Io già ero deciso, ecco, deve essere sincero, già mi maturava da un po' di tempo questa eventualità, se ci dovessero essere. Poi ci sono stati degli elementi scatenanti, come dicevo, si bloccano gli atti, allora ci sono degli elementi scatenanti. Ma io già questa mi maturava da tempo e l'ho decisa, allora, 8 giorni prima di quando l'ho presentata, già nei miei 7 giorni di vacanza, perché quei 7 giorni di vacanza è stato un tormento per me. È stato un tormento dove sono venuto nella determinazione che non c'erano più le condizioni di andare avanti. Quando sono tornato io dovevo presentarle, però non trovavo la strada più giusta per presentarle. Dovevo vedere quale doveva essere la strada più giusta, perché doveva avvisare, non doveva avvisare, uscire la notizia subito. Quindi dovevo gestire questa situazione. E quando io lancio un messaggio che dico per la rimodulazione della giunta, va in questa direzione, non posso mettere per dimissione. E già si scatenava e finiva. È inutile che li comunico agli organi istituzionali, perché io li devo comunicare prima ai miei massimi collaboratori che è stata la giunta. Io ho seguito un iter perfetto, anche in questo praticamente ci ho ragionato. Ho convocato la giunta, subito dopo i consiglieri con i loro partiti. E dovevo comunicarli, infatti anche i consiglieri li ho riuniti, li ho convocato per un'ora dopo, per fare un discorso quasi proprio contestuale, non poteva essere giunta, prima la giunta e poi i consiglieri. Quindi io queste dimissioni le avevo definitivamente decise 8 giorni prima, nel mio periodo di vacanza. Dovevo gestire il come. E praticamente nella convocazione tramite dice subito, ma non è la prima volta, tutte le altre volte l'abbiamo fatto un giorno prima, non è che la prima volta appunto, se vogliamo ci sono anche gli uffici gabinetto, vediamo, c'è la convocazione di giunta abbiamo fatto il giorno prima per il giorno dopo, tramite appunto gli uffici, come ho fatto questa volta, l'abbiamo chiamata di domenica, è vero, però anche, ripeto, tutte le volte un giorno prima l'abbiamo fatto, non tutte, possibilmente qualche altra volta no, ma la maggior parte delle volte sicuramente sì, un giorno prima, quindi questo è stato in linea con tutte le altre volte. Una routine anche il giorno prima, perché per gli atti continui che ci sono da fare o da non fare, cioè dire è così. Quindi è normale il giorno prima la convocazione e con chi non raggiunto, perché la giunta l'ho riunita tramite l'ufficio di gabinetto, cioè il funzionario dell'ufficio di gabinetto, tramite lei. I consiglieri li ho chiamati io tramite i rappresentanti. Chi non ho ringraziato, ho lasciato il messaggio dicendo, è vero, dicendo rimodulazione della giunta, ma non potevo mettere dimissioni, perché ce l'avrei detto senza riunirci e non l'avrei comunicato direttamente alle istituzioni. E allora ho detto rimodulazione, ma rimodulazione oltretutto sta nell'oggetto, perché io ero a un out-out, quindi o rimodulavo o dovevo pigliare un altro provvedimento. Non rimodulavo, ho preso il provvedimento di dimettere.
Quindi è tutto nelle cose. Io non ci sono tutte queste cose, non lo so prima, dopo, non c'è nulla, né di prima né di dopo, anche perché, ripeto, questa lettera, prima o dopo, non è una lettera di dimissione, nel tono e nella procedura, perché la procedura è diversa, io una riservata non la posso prendere per una cosa pubblica, e in ogni caso non c'era scritto in quel modo. Leggetela e non c'è scritto mi dimetto. Rimetto nelle tue mani significa rifletti anche su questo, su tutte le altre cose che devi riflettere. E questa era un'ulteriore pressione, anzi. Questa diventava un'ulteriore pressione, non di dimissione. È un'ulteriore pressione. Qual è dimissione? Non si parla di dimissione. Tant'è che poi io subisco veramente tantissime offese. Ricattato, per non essere ricattato sono arrivato a questo punto, quindi cioè, cose assurde, e quindi si capisce bene che il tenore è politico. Ripeto, poi è riservata. Se è riservata, io la puzzo, cioè dire, le dimissioni sono pubbliche, non sono riservate, sono pubbliche, sono tue e sono di 24.000 abitanti, non è a chi riservi questa lettera. Siamo in chiusura, anche perché siamo di parecchio oltre fuori l'orario, però è stata una bella chiacchierata interessante. Ricordo ai nostri radioascoltatori che siamo in compagnia dell'ormai ex sindaco di San Cataldo, che si è dimesso dalla sua carica, caso unico in Italia. Allora, sindaco, ti chiamo perché in Italia rimane, la Giulia, come diceva. La Giulia rimane sindaco. Cosa ci aspetta oggi? Qualcuno ha detto che adesso ci sarà il commissario, ci sarà una fase di stagnazione della macchina amministrativa. Bene, cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è il futuro in questo anno di San Cataldo? Sarà tutto bloccato? La macchina amministrativa andrà avanti? La macchina amministrativa andrà avanti per l'ordinaria amministrazione, purtroppo, sarà così, tramite il commissario. Però io ritengo che questo tempo può essere utilizzato bene. Questo tempo può essere utilizzato per riflettere, e perché degli uomini di buona volontà, che ce ne sono tanti, si spendano per questa città. Per chi ci crede, come ci ho creduto io, che si facciano avanti, come mi sono fatto avanti io. Allora, se siamo in tanti a farci avanti, allora noi troveremo quella strada, noi rilanceremo questa città, e questi 6 mesi addirittura non saranno stati dannosi, ma possibilmente saranno serviti. Quindi, credi e pensi che ci potrà essere una tua ricandidatura? Oggi è difficile dire, oggi non si deve parlare, oggi serve quel discorso che dicevo io, serve. L'hanno chiesto in molti, penso. Forse più di quel migliaio che dicevo di prima. Oggi non si può parlare di questo. Non si può parlare di questo, oggi si deve riflettere, come ho detto. Oggi si deve riflettere per utilizzare al meglio questo tempo, e che praticamente questo possa essere utile e riparare quel danno che si sta facendo. Se si fa questo, anzi forse avremmo fatto meglio, e tutto il resto poi si vedrà. Chiaro, io amo questa città, per me i sangataldesi sono degli amici, e la mia amicizia è per uno che crede nell'amicizia. Quindi praticamente se ci sono le condizioni, se la città lo desidera, e ci sono le condizioni, poi si vedrà. Ma non è questo si devono valutare, ripeto, ci devono essere persone di buona volontà ecco, intanto il mio è un invito, che tutte le persone di buona volontà che credono in certe cose, che siano di valore, e che persone veramente di spessore facciano un passo avanti, poi il resto è secondario. Se posso aggiungere qualcosa, credo che questa volta i sangataldesi debbano votare con maggiore consapevolezza. Anche i consiglieri. Anche devono dargli la possibilità ai suoi consiglieri, non quelli di un altro sindaco, perché altrimenti poi succede come è successo adesso, il sindaco si ritrova senza appoggio in consiglio comunale.
Io ringrazio il dottor Francesco Raimondi, sindaco di San Cataldo, per essere intervenuto qui alla nostra trasmissione. Rinnovo l'appuntamento con Buongiorno Radio Amore del sabato per sabato prossimo. Un buon proseguimento di giornata insieme ai nostri un saluto anch'io. Sì. Io voglio mandare tutti i cittadini, come dicevo, i 24.000 sancataldesi amici miei. Un abbraccio affettuoso a tutti. Sono fortemente dispiaciuto di quello che è stato, quello che sta succedendo. Però ripeto, questo è il danno minore. Alla fine, se sapremo utilizzare veramente questo tempo, io penso che potremo ripartire con maggiore vigore. Quindi utilizziamo bene questo tempo e allora San Cataldo si riprenderà da tante cose. Veramente un augurio affettuoso ad ognuno di voi, alle vostre famiglie, ai vostri figli, che possano venire giorni migliori e che il sole possa risplendere su questa bellissima città.